Turismo in lieve calo sulle spiagge di Chioggia Sottomarina, a dirlo Union Mare Veneto, che fornisce un primo bilancio in prossimità di questo Ferragosto. Siamo stati penalizzati dal meteo per quel che riguarda maggio, c'è stato un buon recupero in giugno, luglio così e così, adesso agosto è pieno di aspettative e di poche certezze. Un calo sia nelle presenze, specie di tedeschi e olandesi, che nei fatturati ovviamente, con in aumento sempre più il turista mordi e fuggi, quello delle gite fuori porta. Il frequentatore principale naturalmente è soprattutto il pendolare da Verona, Vicenza, Padova e zone limitrofe. Dal punto di vista invece della frequentazione degli stranieri, qui si alternano a seconda della stagione. Luglio normalmente è una stagione per la Danimarca, per la Svizzera, i tedeschi sempre, e poi in agosto ci sono soprattutto olandesi. Dalle notizie che ho io è che abbiamo un sensibile calo soprattutto dei tedeschi, ma in generale un po' di tutta la clientela straniera. Per questo agosto la speranza dunque è quella di una ripresa.